Un 27enne di Aragona, Raimondo Gigli, è deceduto ieri notte in seguito a un incidente stradale avvenuto in Viale Mediterraneo nella zona ASI industriale di Agrigento. Viaggiava a bordo della sua Fiat Panda che per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata più volte fino a terminare la sua corsa fuori strada. Alcuni passanti hanno subito cercato di soccorrerlo, ma viste le sue condizioni è stato chiamato immediatamente il 118, ma la corsa nel vicino ospedale San Giovanni di Dio non è servita a nulla. Il giovane di Aragona è arrivato morto, i carabinieri della compagnia di Canicattì stanno ricostruendo quanto accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, Raimondo Gigli aveva trascorso la serata in una discoteca per i festeggiamenti di Carnevale, poi a tarda serata stava facendo ritorno a casa, prendendo appunto nella zona industriale ASI, una strada rettilinea e poco trafficata, soprattutto durante la notte. La comunità di Aragona si è svegliata sconvolta dalla triste notizia. La Pro Loco ha annullato gli eventi previsti per il Carnevale e la partita di calcio. Intanto il Carnevale di Aragona è stato annullato. L'annuncio è stato dato dal sindaco Giuseppe Pendolino, che afferma come: siamo vicini alla famiglia, siamo tutti sconvolti, siamo davanti a una tragedia per tutti noi, non possiamo fare altro che stringerci intorno al dolore e alla disperazione dei genitori di Raimondo Gigli, un ragazzo per bene, afferma il primo cittadino, così come i suoi genitori. Il giovane di 26 anni è morto quindi dopo che la sua Fiat Panda si è ribaltata. Il sindaco si è recato sul luogo dell'incidente stradale in Viale Mediterraneo, zona ASI di Agrigento. Il 26enne ha perso la vita. Era un impiegato, un'impresa di pulizia, il padre un operatore scolastico della scuola elementare di Aragona. Una famiglia di grandi lavoratori, ha confermato il primo cittadino di Aragona, di gente veramente per bene. Siamo sconvolti per quanto successo.